Quali i punti fondamentali principali di Verona più sicura, la vostra lista, e come mai quindi l'appoggio alla candidatura di Sindaco Sboarina? Beh, innanzitutto abbiamo condiviso il programma di Federico Sborina e i punti di forza, cioè noi vogliamo sicurezza, ma vogliamo sicurezza non intesa solo la sicurezza della proprietà, che è fondamentale, ma la sicurezza sanitaria, la sicurezza vista a 360 gradi. Vogliamo stare in una città più sicura. E abbiamo scelto di sostenere Federico perché arriva da una lista civica e noi non schierati politicamente abbiamo preferito appoggiare lui. Ovviamente è la destra, il centrodestra che rappresenta di più quello che è il nostro pensiero e dove riteniamo che la sicurezza si possa veramente trovare e fare. Dove nasce il suo impegno per la politica del gruppo di amici che l'ha accompagnato in questo importante percorso? Ma allora, innanzitutto siamo tutti civili, spinti dal civismo nel vero senso della parola. Abbiamo deciso di unirci e darci da fare di più, ci siamo conosciuti tutti sui social, sull'impegno che dal 2014 abbiamo nei social network per condividere quello che destabilizza il nostro territorio. Abbiamo deciso di non essere solamente testimoni di quello che accade, ma poter essere più partecipi e riteniamo che entrando in Consiglio Comunale potremo dire la nostra e essere più attivi. Un invito ai cittadini. Ma un invito, se sosterranno Verona più sicura, noi da cittadini sapremo come portare avanti le battaglie di tutti i giorni nostre e farci sentire e soprattutto ieri siamo stati in questura a presentare un esposto per il degrado dei giardini di Santa Croce, sono bivacchi selvaggi e altre cose, per cui ci siamo già dati da fare nel corso degli anni, continueremo a farlo per portare avanti la nostra battaglia.